Una frode da brividi scoperta proprio a Nuoro. Due ex amministratori avrebbero gestito per anni il fondo di solidarietà della ASL come un vero schema Ponzi. L'indagine è partita all'inizio del 2025. Prima di entrare nei dettagli, se ti interessa capire cosa succede davvero qui in Sardegna, rimani un minuto. Lascia un like e iscriviti, perché questa storia di Nuoro riguarda centinaia di dipendenti. Il caso esplode a Nuoro quando un attuale amministratore denuncia movimenti sospetti nel fondo della ASL. Al centro dell'inchiesta della Guardia di Finanza ci sono due ex amministratori. L'ex presidente è un ex membro del CDA. Secondo gli inquirenti, i due avrebbero effettuato prelievi in contanti direttamente dal conto del fondo, nato negli anni 90 per aiutare i dipendenti a fine carriera. E come hanno fatto questi ammanchi a passare inosservati così a lungo? Gli investigatori di Nuoro parlano di un meccanismo Ponzi perfetto. I soldi dei nuovi iscritti servivano a pagare le liquidazioni dei colleghi pensione, nascondendo i buchi di bilancio. Ora la Guardia di Finanza sta analizzando tutte le movimentazioni bancarie del fondo per ricostruire gli anni in cui il sistema potrebbe essere andato avanti. Gli investigatori sospettano che questi due non siano stati gli unici e che il sistema a Nuoro fosse attivo da anni. Chi sono le vittime? Proprio i colleghi che arrivati alla pensione non si sono visti restituire i soldi accantonati. Pensi che controlli più severi avrebbero evitato questo caos a Nuoro? Fammelo sapere nei commenti. Metti un like, iscriviti e parliamo insieme di come proteggere davvero i lavoratori sardi. Grazie anche stavolta per aver seguito questa notizia. Un saluto e passa una stupenda giornata. Alla prossima.